Fervono i preparativi a Tortima di Lusiana Conco per la cerimonia buddista dei 100 giorni, che domenica sarà celebrata in memoria del piccolo Stefano Angonese, il ragazzino di 13 anni, travolto e ucciso a pochi metri da casa da un'auto pirata, poi risultata essere guidata da un 23enne di Cartigliano. Era lo scorso 7 settembre. Abbiamo deciso di unire le due culture di Stefano perché era per metà thailandese e per metà italiano. Abbiamo deciso di fare questa cerimonia che in Thailandia ha un significato molto sentito perché nei 100 giorni, anche se questi sono 90, abbiamo, come si può dire, la sua assunzione col suo karma che lo porterà nel paradiso come nella tradizione buddista thailandese, e per questo abbiamo chiesto alla comunità thailandese, in primis ai monaci del Tempio di Treviso, se ci aiutano con questa cerimonia. Hanno tutti detto di sì, anche con grande entusiasmo. Sarà una cerimonia aperta a tutti, avremo anche un buffet thailandese. Tra l'altro qui, proprio qui si terrà la cerimonia, qui ci sarà il monaco buddista che avvierà le preghiere per Stefano. Esatto, qui abbiamo gli altarini che verranno dedicati a Buddha, mentre nella parte qui abbiamo un cavalletto con la foto di Stefano, dove pregheremo per portare la sua anima nel paradiso. Sarà una cerimonia aperta a tutta la comunità a partire dalle 10:30 nella piazzetta di Tortima e nell'ex scuola della frazione, una comunità che sin da subito si è stretta attorno alla famiglia di Stefano per far sentire tutto il calore, l'affetto e il dolore condiviso per la perdita di questo ragazzino, e sarà proprio tutti insieme che sarà ricordata la bellezza dei suoi 13 anni. Soprattutto in questo periodo avrebbe accennato la sua passione per rally. Sì. E non avrebbe mai sdegnato di lanciare qualche petardo per far sentire la sua presenza, e soprattutto, anche se questo periodo è freddo, avrebbe chiamato tutti gli amici in bicicletta qui.